La corsa di Matteo Renzi alle primarie del Partito Democratico parte da Belluno. Per sostenere il sindaco di Firenze, che giovedì 13 si fermerà in città durante il suo tour del Veneto, è già nato un comitato che sta raccogliendo giorno dopo giorno sempre più adesioni. Cresce la voglia di rinnovamento. Ci sono tante persone giovani, vogliose di fare, che purtroppo si sentono questo partito troppo stretto, fermo e bloccato da tanti anni, che non vede un ricambio generazionale. C'è bisogno di questo e tanto altro per dare vita a un vero partito democratico e noi ci crediamo. Tante le adesioni raccolte dal comitato, oltre a quella del consigliere comunale Costa, il sindaco di Ponte nelle Alpi Roger Demenec, la ronzana Tatiana Paisbecker, il sindaco di Domegge Lino Paolo Fedon e buona parte dei giovani democratici bellunesi. La sete di cambiamento è tanta dentro e fuori il partito, un movimento che non turba i vertici del PD. Questi sostenitori di Renzi si stanno muovendo nelle regole del partito. Renzi stesso non ha mai detto di allontanarsi dal Partito Democratico. Il pericolo temuto è uno solo: creare delle spaccature, perché poi si creano le tifoserie e ovviamente poi le spaccature non sempre si riesce a ricostruirle in vista dell'appuntamento principale, che sono poi le elezioni politiche. D'altra parte, l'arrivo di Renzi a Belluno scatenerà non poche polemiche. Qui, nella scorsa campagna elettorale, si è discusso fino alla spaccatura su primarie sì, primarie no e chi non vuole fare le primarie. Da una parte abbiamo avuto il PD e io ho perseguito questa cosa, sono sempre rimasto all'interno del PD, e qualcun altro che se n'è andato. C'è da dire una cosa, dobbiamo tornare alla base, a parlare con loro, e cosa meglio delle primarie ci può dare il responso giusto. Ma il rischio spaccatura c'è. Renzi ha già contattato il sindaco Massaro, che pure pare vicino al comitato. Una vicinanza che però non turba i membri del gruppo. Matteo Renzi ha sempre dichiarato di essere iscritto al PD e di voler far parte del PD e vuole cambiare il Partito Democratico. Qualcun altro aveva fatto una scelta di uscire dal Partito Democratico, oggi è sindaco, ha un importante scopo, è quello di traghettare Belluno e tutto il bellunese fuori da questa crisi. Noi cerchiamo di lavorare in sinergia con tante altre persone, e se ci sarà anche lui meglio.